La prima ondata di maltempo prevista ha lasciato il segno in Friuli anche questa settimana. Dalle 20 di ieri sera e fino a tarda notte alcuni punti critici delle province di Udine e Gorizia sono stati colpiti causando disagi dovuti all'improvviso innalzarsi delle acque. Problemi alla diga di Salcano sul fiume Osonzo a Gorizia e al torrente Versa a Mariano del Friuli. Molti gli allagamenti di scantinati o garage anche a Talmassons. Lo rende noto la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che ha impiegato 13 volontari. A Cormons 2 volontari sono intervenuti per chiudere la strada comunale della Boatina che conduce a Corona. Invasa, si tratta di una routine quando piove, dall'acqua tracimata dal canale Scolmatore che segue in parallelo la sede viaria. Dalle prime luci dell'alba la situazione è migliorata. La pioggia ha lasciato spazio a nubi basse che hanno coperto le colline e una leggera foschia non tipica del periodo in pianura. Sensazione di caldo visto le temperature decisamente autunnali, una media di 9-10 gradi registrata alle 14 di oggi, che preannuncia niente di buono per le prossime ore. In allerta tutte le squadre comunali di protezione civile, pronte a intervenire in caso di necessità. Critica la situazione nell'Alto Friuli, dove da giorni si opera non stop per lo sgombero della neve al suolo e ammassata sui tetti e per rendere al più presto sicure e praticabili le vie di comunicazione e le piste da sci. Nelle prossime ore si raccomanda massima prudenza. Economia sommersa, frodi fiscali ed evasione internazionale, ma anche contrasto allo sperpero di denaro pubblico, lotta alla contraffazione ed alle violazioni alle norme a tutela del mercato nazionale. Questi i principali fenomeni illeciti presi di mira dalle Fiamme Gialle isontine durante il trascorso anno 2013, a causa dei gravissimi danni che provocano alla collettività ed ai contribuenti onesti. Concluse più di 396 ispezioni fiscali, eseguiti oltre 5.000 controlli strumentali, scontrini fiscali ricevuti e controlli su strada, con 310 infrazioni contestate, nonché scoperti circa 63 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione ed oltre 4 milioni di euro di imposta sul valore aggiunto. Gli elementi negativi di reddito ammontano complessivamente ad oltre 1 milione di euro e i costi indebitamente sottratti ad oltre 51 milioni di euro. È stata proposta all'Agenzia delle Entrate la sospensione nei confronti di 16 esercizi commerciali della licenza autorizzazione all'esercizio dell'attività a seguito di reiterato messo rilascio dello scontrino, ricevuta fiscale o con importo inferiore. Particolare attenzione è stata posta al settore della lotta al sommerso con la scoperta di 34 evasori totali e paratotali e di 189 lavoratori in nero o irregolari complessivamente individuati. Ben 46 contribuenti hanno aderito spontaneamente ai rilievi mossi dai finanzieri, senza neanche attendere l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, consentendo l'immediata riscossione degli importi a loro contestati, pari complessivamente a oltre 9 milioni di euro. L'improvviso, seppur breve e temporale, che ha colpito Udine prima di mezzanotte, ha lasciato il segno alla viabilità interna del capoluogo friulano. Luci spente lungo Viale Trieste e Viale 23 Marzo, su ambo i sensi di marcia, ma soprattutto il fulmine ha colpito l'impianto di regolazione del sistema automatico della chiusura e apertura delle semibarriere del passaggio a livello della linea Udine Cividale in via Butrio. Al momento della scarica elettrica l'impianto si è messo in funzione. Le semibarriere sono rimaste aperte, mentre il sistema lampeggiante ha continuato a segnalare l'imminente chiusura del passaggio a livello. Molti automobilisti, come sottoscritto, hanno notato subito l'anomalia, allertando la polizia stradale del disservizio in corso. La linea aveva in entrambi i lati del binario, come documentano le immagini da noi registrate sul posto, il segnale rosso che indica via ostruita per i treni da e per Cividale del Friuli. La normalità, grazie all'intervento della Polizia Ferroviaria che ha regolato il transito veicolare manualmente e l'intervento dei tecnici della ferrovia Udine-Cividale, è tornata verso l'1 di questa mattina. È iniziata al Pala Bernes di Udine la seconda giornata di gara dei campionati italiani cadetti e giovani 2014. È il giorno in cui si completa il quadro delle prove riservate agli Under 17 ed inizia il programma di quelle dedicate agli Under 20. L'ASU è stata ancora una volta prescelta dalla Federazione Italiana Scherma per il secondo anno consecutivo a riprova delle ottime doti organizzative della sezione udinese. Secondo appuntamento che organizziamo a Udine dopo l'anno scorso e
ed è il secondo appuntamento dell'anno perché qui il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia ha organizzato la gara di Coppa del Mondo e questo è il secondo appuntamento come importanza a livello agonistico della Federazione Italiana Scherma e quindi noi siamo molto contenti che la Federazione ci abbia assegnato anche quest'anno l'organizzazione di questo evento. Soddisfazione espressa per i risultati dal direttore tecnico dell'ASU, il maestro Roberto Piraino. Diciamo che abbiamo anche avuto un parziale buon risultato ieri da un'allieva che si chiama Alessandra Segatto, che è primo anno cadetti e che è riuscita ad arrivare alle soglie del podio, perdendo da una sua avversaria molto più titolata ed esperta con 2 anni di più, si chiama De Marchi e di Castelfranco, ma sono contento perché la ragazza ha fatto dei notevoli progressi quest'anno. Adesso oggi ancora lei di scena, con quelle più grandi ancora, e Francesca Tauro, che è secondo anno giovani, sul quale si fondano le speranze di questa giornata. Cosa vuol dire fare Scherma Udine? Vuol dire avere una palestra di alto livello perché è una delle migliori d'Italia. Vuol dire trovare un ambiente sereno dove fare sport e perché no, con la serenità e la tranquillità riuscire ad avere dei risultati anche tramite i tecnici di primo ordine che abbiamo.